Diamo un aggiornamento sulla notizia che in qualche modo oggi ha rattristato la nostra emittente, ha rattristato noi, la direzione di Telepordenone e anche il nostro editore. Mario Angeli ci ha lasciato, aveva 82 anni. Siamo in grado di fornirvi l'orario del rosario, le ore 20 di lunedì sera, nella chiesa di Sant'Antonio in via Aldomoro, la via di Portogruaro, dove lui abitava con la moglie. Lascia anche 3 figli, poi tra l'altro Mario parlava spesso di una figlia, la povera Stefania, deceduta in un incidente stradale nel 1986 sulla strada per Bibione. Ricordiamo inoltre che i funerali verranno celebrati martedì nel Duomo di Sant'Andrea a Portogruaro alle ore 15 ed è arrivata una reazione, quella di un collega, il consigliere comunale di Portogruaro Riccardo Rodriguez. Nel giro di un mese ho perso un altro amico nel mondo della comunicazione a Portogruaro. Dopo Ugo Padovese se ne va Mario Angeli. Tra l'altro di Ugo Padovese ricorre il 30° proprio domani. Mario, già profondamente segnato dalla perdita della figlia in circostanze tragiche, bazzicava a Radio LT2 a metà degli anni '80 ed era legato a Ugo. All'epoca Lucio Leonardelli alla domenica mi aveva affidato, assieme ad altri collaboratori, la raccolta dei risultati delle squadre minori sui campi della zona. Una domenica casualmente, ricorda Rodriguez, chiesi a Mario di aiutarmi nella raccolta dei dati e da allora si buttò nell'agone della comunicazione. È colpa sua se faccio questo lavoro, è colpa sua, è il più bel complimento che potesse farmi l'amico Mario, continua Rodriguez. Mario pochi giorni fa aveva concordato l'organizzazione di una mostra e parlato del Galà dello Sport. Mi hai fatto un brutto scherzo, te ne sei andato in punta di piedi e non mi hai neanche avvertito. Ciao Mario, Riccardo Rodriguez. Mi unisco al direttore Gigi Di Meo porgendo le più sentite condoglianze alla famiglia. Noi andiamo avanti con il giornale, d'altronde Mario Angeli avrebbe in qualche modo invitato noi tutti a riferire delle notizie del giorno e noi lo facciamo.